Benvenuti alla seconda parte del nostro notiziario. Vittoria del Mantova che a Montichiari coglie il secondo successo consecutivo in campionato. Decisivo una rete di Del Sante nel primo tempo. Nei servizi che seguono la sintesi dell'incontro e le prime impressioni post partita di mister Claudio Valigi. Mantova-Montichiari a caccia della seconda vittoria consecutiva. Mister Claudio Valigi deve rinunciare agli suoi qualificati Pettarin e Dallabona, a centrocampo Spinale con Burato e Colonetti. Per 18 minuti non succede nulla, poi improvvisamente il Mantova. Cross di Spinale, colpo di testa di Del Sante e gol. Del Sante torna al gol dopo quasi 3 mesi d'assenza, doppietta contro la Giacomense. Poi il buio spezzato oggi dal gol di Montichiari. Colpo di testa di Antoniacci al 22esimo e parata di Bellodi che poi si infortuna. Un minuto dopo Dimas, attaccante nel mirino del Mantova, cross per Verdi, il cui colpo di testa finisce a lato di pochissimo. Il Mantova prova a ripresentarsi ancora in attacco, Del Sante va via bene al proprio diretto avversario, mette in mezzo per Colonetti che però ciabatta male da buonissima posizione. Alla mezz'ora del primo tempo Bellodi, infortunato, deve uscire, fa il suo debutto stagionale Stefano Portesi. E al 40esimo occasionissima per i Montichiari, palle in mezzo per Mastroianni che da buona posizione calcia altissimo. Ancora Dimas prova a impegnare la difesa del Mantova, il suo tiro a giro finisce a lato di circa 1 metro. Nel secondo tempo i Montichiari si porta in avanti, Mucchetti anticipa Portesi e segna, ma l'arbitro ha già fischiato il fuorigioco, nulla di fatto, buon per il Mantova. Pochi minuti dopo palla buona per Del Sante su passaggio di Franchi, ma palla che finisce alta sopra la traversa. Il Mantova ci crede ancora su azione di calcio d'angolo, Franchi si costruisce una buona azione, ma anche in questo caso il pallone finisce altissimo sopra la traversa. Al 33esimo miracolo di Portesi, colpo di testa di Mastroianni e Stefano salva il pallone sulla linea. Nel finale non succede più nulla di rilevante. Al 90esimo brutto fallo di Filippini su Bersi lanciato a rete e l'arbitro non può far altro che estrarre il cartellino rosso. Ma nel finale c'è spazio anche per un rosso per il Mantova. Noman chiede fallo, l'arbitro non lo assegna, protesta il centravanti biancorosso e viene espulso dal direttore di gara. Poco male, siamo all'ultimo secondo di gara, la partita finisce con la vittoria dei biancorossi che scavalcano il Montichiari e si mettono in una posizione di classifica sicuramente migliore rispetto a 2 settimane fa. La rincorsa alla zona playoff è ricominciata. È stata una dimostrazione anche oggi di grande compattezza, di un leggero miglioramento dal punto di vista del gioco, secondo me, e le occasioni che sono state create, diverse, sono state create in una zona importante all'interno dell'area di rigore e credo che la squadra abbia fatto una prestazione molto buona. 2 partite consecutive senza subire gol, 2 vittorie consecutive, cioè questo aiuta a lavorare bene in prospettiva. Sì, guarda, tu hai citato una cosa che a me fa particolarmente piacere, non aver subito gol, perché questa cosa veramente, specialmente fuori casa, noi abbiamo preso sempre un gol su rigore, fino a questa partita qua. Se voi guardate i numeri, questa era la 6ª partita fuori casa, se non ricordo male, ecco, di cui 3 vinte, 1 pareggiata e 2 perse, però con un gol subito in ogni partita dovuto a un rigore che, ripeto, come ho detto anche altre volte in altre circostanze, a volte siamo stati noi purtroppo artefici, a volte magari ci sono state situazioni dove, però questa è una grande iniezione di fiducia per il lavoro che stiamo svolgendo.